Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Leggiamo come prosegue il capitolo 6 e vediamo appunto come si mettono le cose all'interno della loggia FOGC. Prima però di riprendere con la lettura, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ringraziamo sempre del vostro sostegno. Vediamo come prosegue dunque questa storia. Sebbene la riunione dovesse cominciare alle 20, la maggioranza dei membri erano già arrivati entro le 19:30 e stavano parlando animatamente tra loro divisi in piccoli gruppi. Poiché la lancetta dei minuti si muoveva inesorabilmente verso l'ora prefissata, i confratelli si misero a sedere sulle sedie numerate. Il vicepresidente, che era anche il segretario, aveva già preso il suo posto. Esattamente alle 20 il Gran Maestro entrò nella sala. Tutti si alzarono silenziosamente per salutare il loro superiore. Il Gran Maestro, ancora scioccato dopo gli eventi del pomeriggio, riunì le sue forze ed aprì la seduta colpendo un grande gong 3 volte con un martello speciale, facendolo risuonare attraverso la sala. Poi si rivolse ai fratelli. Miei cari fratelli, vi ringrazio per il vostro benvenuto e vi prego di sedervi. Sono molto contento che ci siate tutti. Come sapete, oggi è un giorno storico e tradizionale per la nostra loggia, in quanto uno dei nostri membri deve lasciarci ed un altro essere ammesso. Sapremo chi è che deve andare via solo dopo che avremo effettuato l'estrazione a sorte. Mi rendo conto che state attraversando il ballottaggio con terrore. Comunque vi è stato detto durante la vostra ammissione alla loggia che la procedura è scritta nel nostro regolamento ed è obbligatoria. Il nostro ordine esiste da molti secoli ed è rappresentato in tutto il mondo con le stesse leggi. 99 è un numero sacro per noi ed ha un significato speciale, perché ci sono 99 logge nel mondo ed ognuna di esse ha esattamente 99 membri. Tutte queste logge aderiscono alle stesse leggi come noi. Il padrone dell'oscurità, nostro Dio, che noi onoriamo e veneriamo, ha fornito ad ogni loggia un'entità demoniaca di alto rango. Questa entità presiede la loggia e fornisce un demone servitore ad ogni confratello. Poiché il Gran Maestro di ogni loggia deve portare la responsabilità più grande, tale entità è assegnata a lui. In questo giorno storico vorrei ricordare ad ognuno di voi gli enormi vantaggi che avete ottenuto divenendo membri della nostra loggia. Sono certo che nessuno di voi è in grado di nominare un ordine in cui ricchezza e potere siano stati guadagnati più rapidamente. Chi può distruggere i suoi nemici più velocemente di noi? Chi è protetto da tutti i pericoli della vita meglio dei nostri stessi fratelli? Nessuno. Questi vantaggi possono essere ottenuti solo con il supporto delle forze spirituali di cui vi ho appena parlato. Noi abbiamo scelto questi vantaggi per noi stessi e in cambio ci viene chiesto di sopportare il male e la lotta contro il bene in ogni istante in cui ciò sia possibile. Sicuramente nessuno di voi ha mai trovato questa cosa così terribilmente difficile. Il rischio peggiore in assoluto è l'evento di questa sera, ma le possibilità di restare nella loggia sono grandi. Non di meno sono pienamente convinto, miei cari fratelli, che nessuno di voi si è mai pentito di aver preso questo cammino, in quanto ognuno di voi è finanziariamente influente ed è stato in grado di realizzare i propri obiettivi con l'assistenza del servitore spirituale. Il Gran Maestro interruppe il discorso per osservare l'effetto delle sue parole sugli altri fratelli. Molti esprimevano la loro soddisfazione con un leggero cenno della testa. Il Gran Maestro bevve dell'acqua e stava per continuare a lodare i vantaggi della loggia quando improvvisamente si ricordò della sua battaglia fallimentare contro Frabato. La rabbia lo consumava e, controllandosi con grande sforzo, continuò. Compagni, come sapete, un potente nemico ha cercato di opporsi agli scopi della nostra loggia. È il mago Frabato. Sfortunatamente i nostri attacchi contro di lui non sono stati fruttuosi ed egli è stato capace anche di difendersi dal Tepafono. Vi incoraggio quindi a restare uniti su questo problema. Quest'uomo può essere pericoloso ad ognuno di noi e noi dobbiamo aderire al motto tutti per uno e uno per tutti. Il Gran Maestro era quasi in stato d'estasi ora, ma molti fratelli avevano delle riserve, non volendo interferire nella sua vendetta personale. Altri sentivano lungo la schiena correre dei brividi di paura.
A molti era chiaro che esisteva un uomo il cui potere era più grande di quello della loggia. Come era mai resistito al tepafono, lo strumento che poteva portare la morte a chiunque, indipendentemente dal luogo sulla terra in cui si trovava? Il Gran Maestro doveva avere una ragione speciale per occuparsi di questo problema personalmente, o anche per discuterne con la fratellanza. Il pensiero di un nemico così potente causava una grande preoccupazione tra i fratelli. Ciò fu chiaro al Gran Maestro quando urlò con risata trionfante e sprezzante: «Come posso vedere, molti di voi sono divenuti terribilmente spaventati al solo menzionare il nome di Frabato. Non dovrebbe restarvi segreto il fatto che quest'uomo mi ha causato molte ore dolorose. Ma la nostra loggia ha molti modi di distruggere un tale nemico. Tutti voi sapete che il Signore dell'Oscurità è al mio fianco ogni volta che ho bisogno della sua assistenza e del suo consiglio. Potete quindi essere certi che, miei cari fratelli, grazie ai miei vantaggiosi agganci sono stato capace di gettare sospetti su Frabato in campo politico. Naturalmente so che egli non è in nessun modo implicato politicamente, ma a dispetto di ciò non passerà più di una settimana prima che sia imprigionato. Da lì c'è solo un breve passo alla sua morte, perché con la giusta quantità di denaro è facile trovare le persone che possono aiutarci in questo compito. In ogni caso vi posso promettere che presto Frabato non sarà più tra i viventi». Le ultime parole del Gran Maestro avevano provocato un sospiro di sollievo, perché Frabato era già un incubo per molti membri della loggia. Il Gran Maestro realizzò con soddisfazione che l'unità della loggia era stata ripristinata. Sollevato, lasciò la parola al segretario e si sedette. Il segretario ringraziò il Gran Maestro per il suo discorso, poi si rivolse all'assemblea. «Miei cari fratelli, come sapete oggi dovete consegnare i vostri rapporti, scritti col codice segreto, relativi al lavoro compiuto durante l'anno scorso con l'aiuto del demone servitore. Ciò ci permette un certo controllo nell'esaminare se le condizioni del nostro contratto con le forze demoniaco è stato onorato. Quelli di voi che hanno avuto dei problemi o delle difficoltà specifiche con il vostro spirito servitore ne possono discutere con il Gran Maestro dopo l'incontro di stanotte, così egli risolverà il problema con l'entità spirituale in questione. Ora, miei cari fratelli, vi chiedo di darmi i vostri rapporti e vi ricordo ancora una volta che il resoconto deve essere marcato con il vostro numero identificativo». A 2 membri fu chiesto di raccogliere i documenti e portarli al segretario, che li contò e li esaminò accuratamente. C'era un armadietto riccamente ornato dietro la sedia del Gran Maestro e, muovendosi lentamente, come se volesse fermare il tempo, il segretario chiuse i rapporti nel cassetto, aprì un altro cassetto, prese una cassa di legno e la pose sul tavolo vicino all'armadietto. Poi, col viso grave, si rivolse all'assemblea ed aprì la fatidica cassa. Essa conteneva 99 piccole buste. Contenevano all'interno i numeri dei confratelli che avrebbero determinato il destino di uno di loro. Un silenzio opprimente calò sull'assemblea, poiché era l'ora più nera e terribile dell'anno per ognuno di loro. A questo punto il segretario prese un tamburo da una stanza adiacente. Esso era montato su una struttura che gli permetteva di ruotare sul suo asse muovendolo con la mano. Lo mise al centro della sala e poi aprì una porta sul suo lato. Dopo aver messo da parte il numero di fratello Silesius, fece cadere solennemente una busta dopo l'altra nel tamburo sotto gli occhi attenti dei fratelli. Quando ebbe finito, richiuse la porta del tamburo. Uno dei fratelli scortò la figlia del custode nella stanza. Egli sapeva cosa doveva fare, in quanto aveva eseguito quello stesso servizio alla vigilia di San Giovanni per molti anni. Ella non sapeva assolutamente nulla della reale gravità di quel momento. Era stata sufficientemente soddisfatta dalla spiegazione che un affiliato doveva essere scelto per una missione speciale. La generosa somma di denaro che riceveva per questo piccolo compito domava qualsiasi ulteriore curiosità, ed ella sapeva abbastanza bene che troppa curiosità da parte sua avrebbe potuto comportare la perdita del posto di suo padre. Il segretario bendò gli occhi della giovane donna e la condusse lentamente al tamburo. Poi afferrò la maniglia e fece ruotare il tamburo, 10 giri a sinistra e 10 giri a destra. Quindi aprì il coperchio, prese la mano di Ellie e la portò vicino all'apertura e le chiese di scegliere una busta. Senza esitazione, Ellie ne estrasse una che il segretario prese e posò sul tavolo in modo che tutti potessero vederla. Forzando se stesso a restare calmo, il segretario rimosse la benda dagli occhi di Ellie, le diede il suo consueto compenso e l'accompagnò fuori dall'edificio con poche amichevoli parole.
Successivamente tornò nella sala dove i fratelli stavano aspettando pieni di timore. Egli raggiunse la busta fatale e tirò fuori il numero. Con una voce sonora e tremante disse: «È il numero 1, il numero del nostro Gran Maestro!» La tensione diminuì, sebbene con varie reazioni. Alcuni membri cominciarono a discutere il risultato con eccitazione, mentre altri restavano semplicemente in silenzio, tenendosi il mento tra le mani. Il Gran Maestro, che era rimasto in piedi ad osservare l'intera procedura con cura, cadde sulla sua sedia, mortalmente pallido. Borbottando inintelligibilmente, fissò il soffitto. Davanti ai suoi occhi prese forma la smorfia di un demone. E mentre un sudore mortale traspirava dalla sua fronte, urlò disperato: «Frabato!» La reazione del Gran Maestro riempì tutti di uno strano orrore. Insinuoso e sconvolgente perché nessuno aveva mai affrontato prima la sua morte con così tanta codardia. Sebbene tutte le vittime sacrificali fossero state colpite duramente dal loro destino, avevano fatto un grande sforzo per restare, quantomeno esternamente, in un certo qual modo composti. Al contrario, il Gran Maestro, che avrebbe dovuto essere di esempio per l'intera loggia, era un quadro pietoso. Ci volle un po' di tempo perché egli riuscisse a riguadagnare il suo self-control. Alla fine, con i muscoli facciali visibilmente contratti, si rivolse all'assemblea con voce rotta. «Miei cari fratelli, come voi tutti sapete, mi sono scontrato recentemente con il caso di Frabato. Ho cercato di annichilirlo in molti modi, ma senza successo. Come vi ho detto, egli è anche sopravvissuto al tepafono, la nostra arma più potente. Si potrebbe concludere che questo Frabato è alleato a forze potenti. Dato che io sono il più gran nemico di Frabato, per me non c'è dubbio che egli abbia influenzato questa estrazione con i suoi poteri magici ed organizzato le cose in modo che fosse scelto il mio numero. Molti di voi hanno presenziato alle sue dimostrazioni pubbliche, dove egli ha provato la sua influenza sulla gente e la sua abilità a farli agire a distanza secondo la sua volontà. Proseguiamo domani con questo testo, vedete che le cose prendono una piega straordinaria e insomma proseguiremo appunto per capire come va questa estrazione. Vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino a qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto ed iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Grazie, noi ci ritroviamo domani. Un abbraccio.